A seguito di alcune segnalazioni che ci sono pervenute da diverse fonti, a seguito dell'attivazione del numero unico e della centrale unica anche del 118 e forse anche in concomitanza, in sovrapposizione o una strana coincidenza astrale, con la legge di riforma del soccorso alpino, sono accaduti alcuni fatti che in qualche modo hanno coinvolto la mancata segnalazione ai vigili del fuoco di eventi di emergenza, e noi ci domandiamo perché. In sostanza, sia durante le audizioni fatte appunto nel corso del procedimento per l'approvazione della legge di riforma del soccorso alpino e anche in altre occasioni, ci sembra che una delle maggiori difficoltà nella piena attuazione del numero unico e delle centrali operative ad esso collegate siano difficili, non perché difficili, ma perché complessi rapporti fra le istituzioni in qualche modo regionali e le istituzioni di tipo nazionale, dove ognuno ha i suoi protocolli, ognuno è abituato a svolgere determinati compiti in un certo modo. Con l'unificazione e la modifica delle procedure ci sembra che qualche pezzettino sia in qualche modo sfuggito, e con questa interrogazione noi si vuole capire che cosa sta facendo la Regione per sua competenza e anche forse magari un po' extra competenza, nel senso di provare a spingere perché ci siano più approfondimenti, più condivisioni di protocolli e di verifiche in relazione appunto alle procedure per tenere informati tutti quei soggetti che concorrono nel risolvere le emergenze nel miglior modo possibile. Grazie. Risponde l'assessore Tedesca. Il numero unico, il NUE 112, agisce rispettando un disciplinare tecnico sottoscritto tra la Regione e il Ministero dell'Interno. Il disciplinare tecnico prevede che le chiamate di emergenza dei cittadini pervenute al NUE 112 possono essere inoltrate unicamente a 4 strutture, denominate PSAP 2, che sono i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l'emergenza sanitaria. La realizzazione di attività mediante vericello è legata alla disponibilità di velivoli bimotore e al momento in Regione l'unico elicottero bimotore con capacità HHO è quello dell'elisoccorso sanitario. Gli elicotteri utilizzati dalla Protezione Civile sono infatti monomotore e con il solo gancio baricentrico mediante il quale non è possibile sollevare carico umano. Allo stato attuale, quindi, interventi in ambiente ostile che richiedano procedure HHO sono possibili solo da parte dell'elisoccorso 118 FVG. Quanto avviene quindi è che il NUE 112 recepisce la richiesta di soccorso, la inoltra alla SORES 118, dove un infermiere provvede a filtrarla e, se opportuno, attiva l'elisoccorso 118 FVG unitamente alle squadre del soccorso alpino di competenza o la Guardia di Finanza per zone specifiche. I casi citati nell'interrogazione al momento sono stimabili in circa 2-3 all'anno. I Vigili del Fuoco, in continuità con le procedure delle centrali operative 118, vengono sempre attivati o quantomeno avvisati di ogni intervento anche in ambiente ostile, tramite una scheda sperimentale di segnalazione. In ogni caso i Vigili del Fuoco, pur già messi a conoscenza dell'evento, intervengono ad esplicita richiesta dell'operatore sanitario SORES. Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. Ecco,
su questo sempre io sarei un pochino più cauta, nel senso che le segnalazioni che ci sono pervenute sono di casi specifici, dettagliati, ora, giorno, minuto, quando questo non è avvenuto. Non è avvenuto neanche in occasione dell'incidente mortale accaduto in Varsila, non continua a non avvenire in casi di richieste di intervento in zone impervie e questo mi fa comprendere che è strettamente necessaria una revisione dei protocolli, perché probabilmente, come sono state date le istruzioni, non sono sufficientemente dettagliate per comprendere anche tutti quegli interventi dove i vigili del fuoco dovrebbero o venivano comunque in ogni caso fino all'inizio dell'anno informati, e questo non significa che poi debbano intervenire, però l'informazione serve a prendere delle decisioni, che in alcuni casi possono essere anche di estrema importanza, perché soprattutto negli infrasettimanali e adesso che è periodo di vacanze e quindi di molta frequenza nelle zone montane di turisti che fanno un po' come gli pare, le sole forze a disposizione dei volontari del soccorso alpino potrebbero non essere sufficienti, per cui io sono sicuramente insoddisfatta della risposta, ma pregherei l'assessore di approfondire un po' la risposta che le hanno dato, perché se vuole le fornisco i dettagli in cui sono possesso, forse è il caso di non sottovalutare troppo questa faccenda. Grazie.